con una colazione veloce e poi subito in ufficio per leggere la stampa e iniziare a incontrare i dirigenti sui vari temi. È iniziata così la prima giornata da sindaco di Simone Venturini, il più giovane nella storia di Venezia, dopo i festeggiamenti serali prima a Mestre e poi a Cafarsetti. Una vittoria schiacciante che commenta così. Sento il peso della responsabilità. Ho avuto un grande risultato in termini di voti, questo vuol dire molte aspettative da parte dei cittadini e questo vuol dire per me un grandissimo lavoro da fare per non tradirne neanche una e quindi sarà la cosa più importante. Hanno eletto tra vari nomi il sindaco di Venezia, scegliendolo tra quelli forse che ritenevano più adatti a governare la città, per esperienza, per conoscenza del territorio e anche per approccio abbastanza semplice. Io sono, come mi vedete, tendo a dire le cose che penso, ma tendo anche a essere molto alla mano e molto disponibile, tant'è che molti dei cittadini mi chiamano Simone, mi fermano per strada e mi dicono Simone, sindaco, Simone, sindaco. Ancora nessuna decisione sulla nuova giunta, ma Venturini ha già le idee chiare sui primi passi da fare. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio, ma è anche un grande sacrificio. Le prime 3 cose che ha intenzione di fare. Beh, sicuramente formare la giunta e rendere la macchina operativa il prima possibile, un'agenzia, un board internazionale per attrarre investimenti a Venezia e poi sicuramente impostare la variazione di bilancio. Il neosindaco assicura anche che manterrà il rigore dei conti e della finanza pubblica, come fatto negli ultimi 11 anni, dice, in cui il debito si è ridotto di 200 milioni di euro e aggiunge di voler lavorare in sinergia a partire dal governo. La Premier ha dato massima disponibilità o a venire lei a Venezia o appunto di ricevermi a Roma. Ed è molto utile questo perché Venezia è una città che ha molti temi legati a una dimensione nazionale e alcuni temi legati a una dimensione regionale. Pensiamo solo al tema del governo delle acque, del tema della salvaguardia di Venezia, del MOSE, delle manutenzioni, del porto. Quindi è importante avere un canale diretto con Roma, con i ministeri e con la Premier e un canale diretto col Presidente della Regione. E proprio con il governatore Stefani, Venturini ha intenzione di lavorare su nuovi progetti abitativi a Venezia, mentre sul contributo d'accesso spiega. Servirà una modifica normativa per renderlo più incisivo e consentire a Venezia di trattenere maggiori risorse anche per noi, con le quali finanziare alcune cose. L'ho detto, insomma, adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico-finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani. L'ho detto in campagna elettorale e vorrò farlo. Infine, dopo i fatti recenti, il neosindaco su Fenice e Biennale dice: appena insediato incontrerò tutti, ascolterò tutti, a iniziare dai professori d'orchestra, alle maestranze, a tutte le persone coinvolte. Biennale mi pare che si sia ricomposta, confermo grande stima e apprezzamento per il lavoro di Buttafuoco e più in generale per il lavoro che sta facendo la Biennale.